Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano. Oggi unboxing, anche se non è proprio un unboxing perché ho già aperto ovviamente le carte di 3 Secret Lair, 2 di Jurassic Park e 1 di Tomb Raider, ragazzi, tanta roba. Ho messo due doppioni che ho delle carte di Jurassic Park, non quelle di Secret Lair, perché ho preso questi diciamo stand da esposizione delle carte che poi metterò in bacheca in studio, ma questa è una cosa che vediamo dopo. Allora, raga, io direi di andare. Mi hanno regalato anche due, diciamo, secret lair, tra virgolette, con gli acquisti fatti. Una cosa molto gradita. Allora, ragazzi, dietro c'è anche il quaderno Magic perché ho chiuso ovviamente anche la collezione di Jurassic Park, quella diciamo normale. Allora, cominciamo con il primo secret lair a tema Ian Malcolm. E si parte. Ta-na-na-na-na. Questa è un token e te lo godi. Poi abbiamo Dottor Ian Malcolm, bellissima. Cioè, guardate, queste art sono è arte pura. Questa te la godi. Ian Convalescent Charmer. Questa è la mia preferita. Superb. Sentite che ragazzi che inglese è perfetto. Questa Chaotic Ian. È previsto dei dinosauri nel suo parco di dinosauri? Pronto? Hello? Quanto odio quest'uomo. Fantastico. Poi abbiamo Malcolm's Mercurial Mart o Myrtle, lasciamo la scelta, una pronuncia comandiana alquanto bizzarra, qua sono in elicottero, bellissima, a dir poco fantasmagorica. E qua abbiamo Chaos Theory. Neanche non guardo le carte in sé che sono comunque, cioè sono delle arti di carte già esistenti di Magic, non fotte sega, cioè guardate che roba, è qualcosa di sublime. No. E questo diciamo è il set di Ian Malcolm, qualcosa di, a mio parere, sublime. Poi abbiamo sempre in tema Jurassic Park i Dino. Io volevo fare una roba figa con le colonne sonore, quelle robe, ma purtroppo non si può perché i copyright sono qualcosa di fastidioso. Allora, cominciamo. Brachiosauro, guardate che roba. È una 6-6 a costo 6. Trample. Cioè, è troppo bella, ragazzi. Poi Velociraptors, una 3-3. Ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia, il Velociraptor fa un danno alla creatura del controllore. Costa 3. Superb. La sto dicendo così alla cazzo, ma le sto sparando cagate a nastro, ma non mi interessa, sono troppo gasato. Sono appena arrivate e ciao. Spinosauro. Costo 5. 4-4. Gli altri dinosauri hanno rapidità. Ogni qualvolta entra sul campo di battaglia crea una 3-3 dinosauro verde con trample, un token e godi. Indominus Rex, una 5-5, ogni qualvolta fa danno crea un token dell'Indominus Rex Gasbomb. Mamma mia. Danno da combattimento scandaloso. Poi abbiamo il Triceratopo, 5-5 a costo 3. Posso giocare una terra addizionale a turno, non può attaccare finché non ho Blessing City, la City Blessing, ok, devo avere 10 permanenti se non erro, ok. Cioè capite ragazzi, vedi, con queste arte dico cazzo ma Pokémon, l'Orcana, cioè Magic è Magic, punto. Tyrannosaurus Rex, 6-6 al costo di 6. Ogni qualvolta Tiranno attacca, esilia la prima carta del Grimorio, puoi castarla senza pagare il costo di mana megoglioni. Guarda che bella quella Jeep, ciao fiori. E questo diciamo è il set Jurassic Park. Ta-na-na-na-na. Ok, qua abbiamo il set Malcolm.
E adesso, raga, andiamo con Tomb Raider. Intanto c'è da dire una cosa, guardate che bello. C'è il cofanetto, stupendo. Scusate un attimo, datemi quei 10 minuti, grazie. E qua c'erano le carte in un cofanetto dorato, c'è veramente tanta roba. Grande Wizard, mamma Wizard, che ci spenna. Ok, Tomb Raider, mettiamolo qua e andiamo. Qua abbiamo un token, tesoro, ma molto bello, molto eccitante. Ok. Dopo abbiamo qua Lara che sta scalando la montagna. Bellissimo quest'art. Anche questa bellissima, di un artefatto leggendario. Da notare, zoomiamo un po' sui pettorali. Questo ce l'ho anche in versione normale. L'arco, bellissimo anche qua. Una Tomb Raider però moderna. Search for Azcanta, raga, fatta così, sublime, in un inglese perfetto. Mamma mia, che roba. Poi abbiamo Storm. Molto bella. Stupenda. La casetta di Lara. Tanta roba, questo di Command Tower. Ok. E poi, vabbè, questa che è la mia preferita, Lara Croft Tomb Raider. E te la godi. Perfetto. E questi ragazzi sono, diciamo, i secret lair che ho preso. Adesso mettiamo, devo fare una bella copertina. Questa sicuramente è la più iconica. Questi sono bellissimi, pagati 8 euro su Amazon. Ok, qua mettiamo, questi possiamo toglierli. Dopo faccio io, sistemo meglio ovviamente. Qua ci mettiamo il tirannosauro. Ok, e chiaramente una con Malcolm. E mettiamo in assoluto la mia preferita. E godi. Perfetto ragazzi, andiamo a vedere invece quelli che mi hanno regalato, se non so se è un regalo o no, però non ci sono cifre in più, diciamo, spese, sono, diciamo, probabilmente con i secret lair sempre ti danno delle cose in più. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, intanto metto questo. Elvish Visionary, che ce l'ho in 1000 copie. Poi questo, diciamo, è della parte Galaxy dei secret lair, con delle carte che uso spesso anche in game. Guardate che belle. Lightning Reeves, questa bellissima carta che amo, fatta così, sublime. Anche questa, Arcane Signet. Questa era del Galaxy. Sol Ring, bellissimo, questo te lo godi a manetta. Ok. Tow Vessel, molto bella anche questa. Command Tower, che ce l'ho in 2879 copie. E Solemn Simulacrum. E te lo godi. E poi chiudiamo con queste, che sono invece non mi ricordo sinceramente, ma sono tutte quante carte che danno un turno extra, robe così, un gioco che io faccio poco sinceramente, non lo faccio spesso. Comunque vediamo. Time Reversal, bellissima, non art però devastante. Beacon of Tomorrow, in un inglese che ormai lo sapete. Time Stop, questa è una delle più belle. E Nexus of Fate, anche questa meravigliosa. E niente ragazzi, questi sono i secret lair. Adesso vi voglio far vedere un attimo il quaderno completo con tutta la robina di Jurassic Park. Ok ragazzi, vediamo la collezione completa di Jurassic Park, Tomb Raider e tutto. Gli altri secret lair li faccio vedere in un video a parte su Magic the Gathering. Allora, qua abbiamo le terre di Jurassic Park, altre terre, poi abbiamo Command Tower, Dino DNA, Don't Move, Indoraptor, The Perfect Hybrid. Poi abbiamo
il Spitting Dilophosauro, vabbè, questa ce l'ho già doppia e l'altra l'ho messa di là, poi ve la faccio vedere. Poi abbiamo, vabbè, Command Tower dall'altra parte. Questa, non mi ricordo il nome in giapponese, ma è la più rara, diciamo, quella che vale di più, di Jurassic Park. Welcome to. Ne abbiamo 3, le altre le ho messe da questa parte qua. Henry V. Poi abbiamo Ian Malcolm, Chaotician, o Chaotician, lasciamo la scelta, Grim Gigantosauro, Ellie ed Alan Pantheologist, mamma mia che c'è pronuncia devastante. Vabbè, qua abbiamo l'uccellaccio del primo Jurassic World, Indominus Rex Alpha, andiamo avanti, Owen Grady, Blue, questi sono in coppia partner. Non hai detto la parola magica, anche questa doppia, l'altra è di là. Ok, andiamo. Qua abbiamo le ultime due del tirannosauro, poi cominciano i 2 secret lair che abbiamo visto. Altri secret lair. Qua quelli di Malcolm. Eccoci qua. Qua inizia Tomb Raider, questa volevo metterla con i videogiochi, ma non lo so, intanto la tengo sul quadernone e poi si valuta. E qua quelle che mi hanno regalato, che io non ho ordinato, quindi è un regalo per la grande spesa cumendiana. E chiudiamo in questa, non sono tenuta e comunque non ce l'ho in questa versione. E niente raga, queste sono questo è il secret lair di Tomb Raider e Jurassic Park. Ta-na-na. Adesso andiamo un attimo a vedere come ho messo le card in esposizione. Eccoci qua raga, chiaramente nello spazio dedicato a Jurassic Park. Guarda che fighe. 1 e 2 del mio idolo Dennis Nedry, perché Nedry, ragazzi, è la cosa più bella, erotica, spaventosamente sexy della storia di Jurassic Park. E ok, possiamo chiudere con eleganza comendiana. E le scatolette delle Secret Lair le ho messe una là, una di là e l'ultima in angolino di là. Raga, un saluto dal comendone veneziano, unboxing a dir poco afrodisiaco, anche se non è proprio un unboxing perché l'ho aperta prima. Ciao!